che dovranno farlo, che ci dovranno portare in questo mestiere antico, quest'arte antica e affascinante che è la mascalcia. E tra l'altro insomma abbiamo 3 professionisti con un'esperienza pluriennale alle spalle, maniscalchi, qualcuno anche fantino ad inizio di carriera, un docente, allenatore e chi più ne ha più ne metta. Ma andiamo per ordine e quindi vi presento il primo relatore di questo convegno, che è Fabrizio Nencini, per poi a fine anni 90 invece andare, no, ad affrontare in maniera più professionale, tra virgolette, il suo mestiere con il corso di mascalcia a Pisa, tra i cui docenti c'era anche Daniele Furi, e non solo, molti altri, poi magari ce ne parlerà meglio, però io lascerei a loro il microfono e inizierei proprio con l'arte antica della mascalcia. Tengo a ringraziare comunque anche, oltre che colleghi, amici, la presenza di Daniele e di Federico. Manca Mastro Lindo, come è chiamato, Stefano Falaschi, ha avuto dei problemi e non è potuto venire oggi, però si rifarà. È stato un evento importante, certo, tanti anni. È stato, diciamo, è un po' il babbo di tutti. Niente, io inizio un pochino a darvi qualche cenno della storia, di come è partita, di come è nata la mascalcia. Ora qui stanno scorrendo delle foto, si vede già il processo di evoluzione del cavallo, che da quando era rintanato sotto le foreste aveva un arto distale che appoggiava su più dita. Mano a mano nell'evoluzione, dal momento che era appunto grande sì e no quanto una volpe, sia per caratteristiche in quanto predato, di differenziarsi dall'ambiente in cui vivevano i predatori, e quello che gli metteva a disposizione la prateria, o in certi momenti appunto se sparivano le fonti di sostegno nutrizionale. Lui si è evoluto. Come si è evoluto? Si è evoluto sia in grandezza, in lunghezza e soprattutto in mobilità, e quindi ha provveduto ad avere poi un unico dito distale alla fine di tutta l'evoluzione, che è quello che ci ritroviamo adesso. Cioè oggi ci sta un cavallo che, con tutta la sua massa di peso, con tutte le sue performance, considerate che appunto poggia su un unico dito, e questo ne fa un po' anche, diciamo, una complessità nel mondo della mascalcia. Perché l'uomo, quando l'animale tendeva a provvedere a se stesso, cioè con mi fa male i piedi, mi fermo un po', mi sposto meno, l'uomo ha cercato di trarne vantaggio da questo animale, utilizzandolo nel tiro, appunto spostando carichi, la guerra. Se si pensa, insomma, è stato proprio un compagno di vita dell'uomo, e quindi ha dovuto cercare di provvedere all'usura e alle zoppie che si potevano manifestare utilizzando questo animale, perché in tutte le discipline, sia appunto di lavoro, di sport, di svago e tutto quanto, se il cavallo non è a livello locomotorio funzionale, diciamo è una grossa perdita di tempo, di denaro e tutto quanto. Quindi l'uomo ha iniziato con degli ipposandali, che erano delle cose un po' così,
cercando di proteggere lo zoccolo in tutta la sua struttura, erano fatte sia di paglia intrecciata sia di lamine che venivano legate poi con dei treccioli, diciamo, di cuoio al pastorale dell'animale, fino a svilupparsi un po' più in avanti con lamine di metallo. Considerate che gli antichi romani, Virgilio mi sembra tipo nel 70 a.C. menziona appunto il fatto che i romani tendevano proprio a selezionare cavalli da piedi forti perché non conoscevano la ferratura. La ferratura si rifà tipo un po' agli Assiri, siamo intorno a 2000, 1800, 2000 a.C. E poi diciamo in Europa si parla del 500-450 a.C. con sembra insomma, in Britannia, dove nelle tombe dei nobili veniva sepolto anche il cavallo, sono stati rinvenuti questi ferri molto particolari perché hanno proprio queste stampe che sporgono dalla sagoma del ferro. E però ecco, anche nelle stele traiane, anche se sono particolareggiate e tutto, non si vede nessun ferro di cavallo, quindi i romani l'hanno conosciuta molto dopo come tecnica di protezione del cavallo. Questo è un ferro celtico appunto. E niente, quindi l'evoluzione della mascalcia dal Medio Oriente ai giorni nostri, diciamo che ha attraversato varie fasi, ci sono state le corporazioni nel Medioevo di maniscalchi, come nel Medioevo tendevano un po' a dare molta importanza ai mestieri, e un mestiere importante in quel periodo era il maniscalco, e quindi appunto erano nate anche le corporazioni. Poi vabbè, tutti gli studi che sono stati fatti in seguito anche nelle varie corti d'Europa tendevano appunto a cercare di tutte le informazioni possibili per avere migliori performance e miglior durata e quello che si può aspettarci insomma da una buona ferratura. Allora, grazie mille al nostro primo relatore Fabrizio Nencini, che insomma oltre ad aver iniziato molto presto, poi non ho aggiunto anche che lavora nel mondo del palio, ha lavorato sia ovviamente nei pali, in questo caso di Siena, ma anche nei pali un po' in giro per tutta Italia da moltissimi anni.